Eccoci mister, una partita per voi sfortunata perché insomma si era partiti abbastanza equilibrati con qualche occasione per parte, poi il Portogruaro è andato diciamo tutto bene, ha fatto il primo gol, ha avuto un po' vita più facile diciamo. Cos'è che è mancato a voi? Ma diciamo che sostanzialmente sono mancate le motivazioni. Dopo aver fatto un campionato direi ottimo, probabilmente adesso i ragazzi stanno un po' tirando un po' il fiato. Dopo aver fatto un girone di ritorno strepitoso, in questo momento mentalmente stiamo facendo un po' di fatica. Sì, però ci sono ancora 3 partite davanti e bisogna tirare fuori un po' di Bisogna grinta. tirare fuori un po' di grinta, bisogna ritrovare un po' di equilibrio, bisogna trovare un po' di motivazioni per poter finire nel migliore dei modi questo campionato che è stato, ripeto, strepitoso, però non bisogna anche rovinare quello che abbiamo fatto fino adesso, altrimenti non va bene. Non va bene. State già parlando di obiettivi per la prossima stagione? No, sinceramente no, non stiamo parlando, adesso l'importante è cercare di fare le ultime 3 partite nel migliore dei modi, con impegno, con applicazione, per onorare insomma, questa maglia di questa società che in breve tempo ha fatto passi da gigante. Grazie.